Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite in studio Enzo Bozza, che è il presidente del consorzio Legno Veneto, che è rappresentante anche della rete innovativa regionale Foresta Oro Veneto. Presentazione che sembra un po' complicata nella dizione, adesso andremo a scorporare i singoli termini. Per quanto riguarda la rete innovativa d'impresa e per inquadrare l'argomento della nostra puntata, mi piace pensare al bosco, in questo caso, e quindi anche alle foreste, come esempio di economia circolare. Cioè, mi pare di aver interpretato a leggere le carte che il vostro approccio sia un approccio olistico, come anche scrivete. Quindi la foresta e il bosco non solo come produttori di legno, ma come soggetto di altre attività che possono essere enogastronomiche, turistiche, ambientali, insomma il bosco visto appunto a 360 gradi. Esattamente così. Però partiamo dal consorzio Veneto Legno, così riusciamo a scindere i due aspetti. Allora, il consorzio Legno Veneto è un consorzio che nasce circa 5 anni fa da un gruppo di imprenditori, da circa una quarantina di imprenditori che si accorgono che le prime lavorazioni in Veneto sono venute a mancare negli anni, le nostre segherie, i nostri boscaioli stanno soffrendo perché hanno costi troppo alti e mancanza di prodotto, e quindi abbiamo deciso di metterci insieme e di riunire con noi proprio dal primo anello della catena, quindi proprietari forestali, boscaioli, segherie, prime lavorazioni, fino all'oggetto finito che poi andiamo a commercializzare, può essere il mobile, la casa, il tetto o qualsiasi altro prodotto in legno. Per farci capire fino in fondo, le prime lavorazioni sono il taglio del bosco, che non deve essere visto semplicemente come taglio, ma come manutenzione e cura del bosco, perché il boscaiolo, adesso si stanno formando le nuove generazioni di boscaioli, hanno un'attenzione particolare a quello che è l'abbattimento del tronco. Da noi per esempio si esercita un abbattimento di settania dove il tronco viene selezionato all'abbattimento, non si abbatte a caso, si abbatte il tronco selezionato, il tronco maturo, il tronco pronto ad essere abbattuto, e con questo si fa una manutenzione al bosco in modo che il bosco continui a produrre in maniera efficace ed efficiente tutto quello che può. Devo dire che recentemente ho visto in alcune manifestazioni anche un aspetto spettacolare del mestiere boscaiolo. Certo, perché oggi i boscaioli acrobatici o cose di questo genere. Sì, perché sempre più quando noi andiamo ad abbattere con un taglio di selezione dobbiamo comunque stare attenti ad abbattere il tronco senza danneggiare i tronchi vicini, quindi anche lì c'è un mestiere, un'arte per farlo, che non è semplicemente un'arte fatta da forward da macchine che vanno ad abbattere, ma dalla persona che sa come far cadere il tronco, in che maniera sramarlo e come sfruttarlo poi alla fine. E recentemente, poi torniamo all'argomento, alla festa dell'agricoltura che si è tenuta ad Este, ho visto i boscaioli che insegnavano ai bambini a salire sull'albero, che mi ha fatto un gran piacere, mi ha aperto il cuore, però ha fatto anche capire dove siamo. Ecco. Sì, siamo un po' in questo momento siamo un po' agli esordi di questo, il consorzio sta tentando disperatamente di portare innovazione in questo, perché come ha detto lei prima il bosco non è solo legno, ma è una serie di prodotti, è un ecosistema completo, ci dà tutto e vorremmo riuscire a non sfruttarlo ma utilizzarlo in maniera corretta. Direi che la parola giusta è utilizzare. Alle volte viene utilizzata la parola sfruttamento ma non è corretta, perché solo un bosco ben tenuto e ben manutenuto dà frutti migliori. Invitando la regia a agevolare, come si usa dire, il prossimo filmato, un filmato della Regione Veneto che ci introduce in questa visione olistica del bosco, le chiederei ancora una cosa rispetto alla sua introduzione. Era in crisi o è ancora in crisi il settore delle prime lavorazioni e soprattutto a questo punto dove andavamo o dove andiamo a comprare il legno? Allora, paradossalmente in questo momento noi spesso e volentieri andiamo a comprare il legno dai nostri colleghi austriaci, i quali vengono nelle nostre valli, fanno dei piani di assestamento loro particolari, abbattono i tronchi e spesso e volentieri li abbattono con loro maestranze, con loro macchine, portano i tronchi in Austria, al di là della frontiera, li lavorano e ce li rivendono un'altra volta. Per cui in questo modo perdiamo tutto il gruppo delle prime lavorazioni, ovviamente. Ma perché succede questo? Succede questo semplicemente perché in Austria e in Germania il legno è un materiale molto usato e fa parte di una grossa fetta di PIL.
mentre da noi il legno è sempre visto come un prodotto secondario e non sfruttato. Quindi praticamente noi non avevamo più manodopera? Non è che noi abbiamo manodopera, non abbiamo le risorse per sfruttare la manodopera che abbiamo. Abbiamo una manodopera molto specializzata, perché negli altri posti, in Austria, arrivano appunto i loro boscaioli e fanno la tabula rasa del bosco. Noi abbiamo boscaioli molto ben preparati, il problema è che non riusciamo a pagare i nostri boscaioli perché alla fine i costi che abbiamo sono troppo alti. Lei pensi solo, la differenza che può esserci: abbattere un bosco con macchinari industrializzati e portare via tutto il bosco, e invece andare ad abbattere il bosco, il tronco nel bosco, lasciando in piedi i tronchi vicini e selezionando il tronco da abbattere. Solo lì abbiamo costi molto più alti. È vero che siamo più rispettosi del bosco, altrettanto vero che poi i costi non ci pagano. Ma quindi dovremmo in qualche maniera limitare, come posso dire, il depredamento del Dovremmo, più che limitare il depredamento, dovremmo in qualche maniera renderlo uguale per tutti, cioè una regola vale per tutti, quindi se devi venire ad abbattere il mio bosco lo devi venire alle mie condizioni. Oggi non è così. Oggi non è così. Seconda cosa, dobbiamo mettere in grado il gruppo delle prime lavorazioni di valorizzare il prodotto che stanno dando. Abbiamo associati che stanno studiando come tirar fuori da un tronco di castagno un mobile e garantire il cliente che riceverà da quel tronco quel mobile. Una sorta di certificazione. Esattamente. Adesso ci rivolgiamo invece al mercato estero, dove un po' come gli hamburger non sappiamo da dove viene il nostro tronco, tant'è che può venire dall'Italia, dall'Austria, dalla Germania, e non abbiamo certezza. Abbiamo solo un'unica certezza, è PFC, perché compriamo tutti PFC. PFC è una certificazione. È una certificazione di sostenibilità ambientale. Però non sappiamo da dove viene di fatto. Ora vediamo allora, grazie a questo video, la bellezza di ciò di cui stiamo parlando. Devo dire che introduzione migliore ad una interpretazione a 360 gradi del bosco non poteva esserci, visto che si vedeva il mare e si vedevano i boschi e le montagne, quindi la Repubblica da Marche acquistava il legno prendeva insomma, il legno per i propri remi dai boschi del Cadore. Dai boschi del Cadore faceva arrivare i remi, non solo aveva fatto un patto con il Cadore di difesa contro gli austriaci, patto che poi non è stato rispettato, poi in cambio di questo avevano l'uso in esclusiva dei boschi cadorini. E quindi l'evoluzione da Consorzio Legno Veneto a rete innovativa d'impresa lo traduciamo come?
Lo traduciamo nella visione di una possibilità in questo senso di rendere le nostre imprese in grado di sostenere il consumo e quindi di aggiornarsi sul mercato, di fare innovazione tecnologica, perché le nostre imprese tutti i giorni fanno innovazione tecnologica, solo che raramente abbiamo la forza poi di mettere sul mercato le nostre innovazioni, perché arriviamo fino a un certo punto e poi le risorse vengono a mancare, quindi ci dobbiamo per forza fermare. Quindi nella rete innovativa d'impresa non ci sono solo le aziende del settore, ma ci sono altre realtà, mi citava prima Veneto Agricoltura, ma poi... C'è Veneto Agricoltura, c'è l'Unifarco, questo non nel consorzio ma nella rete, ci sono gli agroalimentari, perché il bosco, come ho detto, dà anche funghi, dà mirtilli, dà altre sostanze, altre resine, c'è l'industria dei pavimenti, c'è nella zona del Vicentino l'industria dei mobili che vuole sfruttare il bosco di Recoaro, di Valdagno, nelle valli del Pasuvio con i castagni che sono in stato di abbandono perché ormai la palleria in castagno non si utilizza più. Ecco, c'è la ricerca di valorizzare i nostri. Però la domanda che il cittadino si pone è: ma il bosco non è fatto per rimanere là, non è bello dal punto di vista ambientale, non rischiamo con di depredare le montagne? No, depredare è una cosa, ecco, torniamo un attimo indietro al discorso di prima. Nel dopoguerra i nostri boschi erano completamente disastrati, per cui lo Stato italiano aveva emesso delle leggi che tutelavano la riforestazione, quindi si utilizzava poco il bosco, veniva implementata la riforestazione. In questo momento ci troviamo con competitor, Finlandia, Svezia, Germania, che sfruttano il 90% dell'accrescimento. Badiamo bene, quando parlo di accrescimento vuol dire che il bosco continua a crescere e io ne utilizzo il 90% di quello che è cresciuto in un anno, quindi lascio comunque là un 10% in più di riforestazione. Noi ne stiamo utilizzando il 30% e di questo 30% una parte se ne va all'estero e quindi toglie anche il lavoro ai nostri cittadini per portarlo da un'altra parte. Ora, questo in nessun paese europeo, ormai c'è solo in Italia questa cosa qua, perché perfino in Croazia si è vietata l'esportazione del tronco e solo noi riusciamo a esportare i nostri tronchi, quindi noi vorremmo ritornare padroni del nostro bosco e considerate che il nostro bosco ci è invidiato anche dai paesi europei proprio per la varietà di specie, perché il bosco è un bosco curato. Okay? La cura vuol dire poter abbattere non in maniera indiscriminata, non coltivare il bosco come si coltiva il mais, però manutenerlo per avere un bosco efficiente. Grazie, io devo andare in sigla, è stato molto chiaro. Grazie a Enzo Bozza, che ricordiamo essere il presidente del consorzio Legno Veneto, che è portavoce, a sua volta rappresentante della rete innovativa d'impresa Foresta Oro Veneto. Grazie, alla prossima.